sono problemi storici che inventano e che sono invece la maggior parte che inventano la lezione di un pensiero di Arezzo che Sacramento. Ora Sacramento, e lo dice il scrittore Concetto, non può essere usato, dice perché non si immagina quando non è. Lui dice, il Sacramento non può essere usato perché parte al quale si fa creazione non si è mai, dice che gli stranieri non si è mai creato. Padre Castro è giusto dice il quadro dice che sta per fatto che questo cifra non è certamente perché invece bisogna adesso che sta a segnare quello che dice il campo però dicevo trovavo due pagine no dove ti diceva perché stare niente e non deve fare la medicina c'è la cosa che ma non c'è con un altro con una contesta così come chiede una però abbiamo un braccio e il Sacramento e ce lo diciamo qui noi dobbiamo prendere la storia gialla e noi abbiamo fatto la storia quindi Siamo dentro il palazzo dell'Arcivescovado di Messina, il nuovo edificio dell'Arcivescovado costruito dopo il terremoto è tutto in cemento armato. Questa è l'ala dove abita il vescovo, è il grande cortile. Nella chiesa in questo momento si sta svolgendo una mostra dedicata alla storia di San Ranieri che ha dato il nome alla falce, al faro della falce del porto. Questo è l'ingresso monumentale del Palazzo del Vescovo che ospita anche la biblioteca dell'Università di Messina, il piano superiore, questa scalinata monumentale e l'accesso alla biblioteca, la più grande biblioteca universitaria, insieme a quella della facoltà di lettere che ha 1,5 milioni di libri. In questo momento si sta svolgendo questo convegno dedicato a San Ranieri e il professore sta spiegando la vita di San Ranieri. Siamo in pieno centro storico, proprio nel cuore della città, a pochi passi dal Duomo e anche dallo scalo delle navi. La crociera. Il caos è indescrivibile, siamo in uno degli incroci più importanti della città, la via che collega il Duomo con la stazione e il centro storico con la zona nord della città, un incrocio dove passano ogni giorno tutto il traffico
della città di Messina. Situazione un po' complicata. Questo è il palazzo del vescovo e là dove ci sono le bandiere c'è la biblioteca regionale universitaria.